Un'immagine che vale una stagione, quella del Prosecco 2019. In piazza Valdobbiadene nello scatto di questa mattina per una nuova grandinata che si è abbattuta sul Prosecco. Qui siamo spostati più su, verso la zona del Cartizze, dove il ghiaccio è caduto misto a pioggia, mitigando i danni alle colture. Una situazione che va via via complicandosi, anche se il Presidente del Consorzio Superiore ostenta sicurezza. Sicuramente ci sarà un'area che comunque è una fascia abbastanza ristretta dove ovviamente ci sono dei danni significativi, dove non ci sarà la piena produzione, dove il Consorzio vigilerà insieme alle autorità pubbliche competenti, penso alla Regione Veneto e alla VEPA, però in questo momento noi abbiamo oltre 8.000 ettari di vigna, quindi speriamo che il tempo ritorni al meglio e che si possa veramente raccogliere un prodotto di alta qualità. Decisamente diversa la posizione dei tecnici di Codifesa, più che mai preoccupati per il possibile abbassamento delle temperature. L'instabilità di questi giorni sta portando un quadro meteoclimatico che è molto preoccupante. In particolare c'è un abbassamento termico importante previsto per i prossimi giorni, alla volta di domenica sera, lunedì, che per la fase fenologica in cui oggi si trovano le viti potrebbe essere, pericoloso. Scendere sotto lo zero anche solo per qualche ora significa bruciare i grappoli appena formati, con danni importanti alla produzione, ma questo è solo un aspetto dell'ondata di maltempo che si alterna da una settimana sulla Marca e sul Veneto. Grandinate ma anche temporali di forte intensità, accompagnati da fulmini che nel caso di Badoere hanno colpito un'abitazione di Via Verdi con danni per fortuna limitati all'impianto elettrico. Una situazione monitorata dalla Regione, con la Protezione Civile che ha dichiarato lo stato di attenzione per i principali bacini idrografici almeno fino a tutta la giornata di lunedì.